Rieccoci insieme, cari telespettatori, buona serata, siate con noi naturalmente fino alle 23, siamo in diretta, quindi potete intervenire come sempre con le vostre telefonate, i vostri messaggi. Stacchiamoci questa sera, almeno per una sera, dalla politica, lasciamoli nel loro brodo caldo a friggere, torneremo a parlarne insieme la prossima settimana, subito dopo Pasquetta, martedì prossimo, vedremo se sarà successo qualcosa, ho i miei dubbi vista la situazione, ma non ne parliamo, almeno qui con noi in studio, con i nostri ospiti e con voi se volete seguirci. E invece affrontiamo un tema che è molto importante, ne abbiamo parlato anche in altri appuntamenti. Questa volta vogliamo vederlo in un modo molto chiaro per voi, più semplice possibile, ma affrontarlo bene, ovvero quello delle prospettive che possono avere le tantissime persone anziane, e sono sempre di più, domani saranno sempre di più, perché abbiamo le generazioni che adesso sono ancora persone che possono lavorare, che poi diventeranno anziani, speriamo che lo siano nel modo migliore possibile, però potrebbero avere anche dei problemi di salute, e prospettive naturalmente di che tipo? Dal punto di vista economico, grande punto di domanda, ma dal punto di vista dell'assistenza sociosanitaria, quali sono le opportunità che vengono offerte, cosa si sta lavorando anche a livello di provvedimenti normativi, governativi per creare quali tipo di presupposti. Ci sono delle riforme a questo riguardo. Parliamo anche naturalmente di case di riposo, non da considerare, non dovrebbero più essere considerate l'ultima spiaggia, ma c'è un progetto molto importante che si spera che poi approdi a qualche cosa, che sta portando avanti in modo particolare il sindacato dei pensionati della CGIL, di rivalorizzarle, rivalutarle, aprirle, insomma sconvolgere un po' quella che è la dinamica funzionale per renderle più accessibili a tutti, agli anziani in modo particolare, alle persone che non sono più autosufficienti. Dite anche la vostra opinione, cosa ne pensate, come vedete questa prospettiva, secondo voi cosa sarebbe utile fare per chi ha conosciuto la casa di riposo o ha dei parenti che ci sono all'interno o la vede come prossima tappa, eventualmente come, perché? Può essere interessante se vista in che termini? Questo lo chiedo a voi, che potete mandarci dei messaggi oppure potete intervenire, perché il vostro apporto a questo punto è molto importante, come quello naturalmente qua in studio dei nostri ospiti. Vi presento subito, ben ritornato Pierangelo Spanno della segreteria dello CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi, che ci aiuterà con un po' di dati a comprendere quelle che sono le dinamiche della situazione delle case di riposo a livello regionale veneto. Ben arrivato anche a Giuseppe Franchi, segretario generale Funzione Pubblica CGIL Rovigo. Buonasera. Perché? Perché parliamo anche dei lavoratori all'interno delle case di riposo, sono anche tanti, qualificati, hanno una professionalità acquisita, siccome la situazione è anche quella che molte persone non riescono più a stare all'interno delle case di riposo perché le rette sono altissime, si rischiano di perdere anche delle professionalità, nei vari tagli lineari, orizzontali si rischia anche questo. Ben arrivata Laura Visentin della Kairos. Buonasera. È un'esperta, possiamo definirla a questo punto esperta, consulente, sì. Consulente che ci aiuterà a conoscere da vicino un po' tutte queste realtà. E poi arriviamo dulcis in fundo, Damiano Mantovani, presidente ANSDIP, cioè l'Associazione Nazionale dei Manager del Sociale, che tra l'altro è direttore anche di un centro servizio, di una casa di riposo per anziani, Casa Albergo Lendinara, quindi con un'esperienza diretta, quindi potrà darci, sì. Ben arrivata anche a lei, grazie, una finestra aperta da questo punto di vista. Allora, Pierangelo Spanno, incominciamo un po' a capire, noi vogliamo un po' staccare questa realtà, ecco, voglio spiegare a chi ci segue magari da Roma, perché ci seguono anche da altre regioni d'Italia. Nel Veneto, dopo un'attenta analisi condotta dal sindacato, tutto sommato le case di riposo sono dei luoghi non così brutti come possono essere magari in certe altre parti d'Italia, bisogna tener conto di questo. Alla luce di questo presupposto che ha già alleviato gli animi, cerchiamo di andare dentro e scoprire qualcosa in più, no? Sì, noi ci siamo posti questo obiettivo ambizioso ma secondo noi indispensabile in questa fase, di prendere sul serio l'articolo 32 della Costituzione, che dice il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse della collettività. Allora è in questa formula che trova il fondamento il nostro sistema di welfare, cioè quella serie di cure e prestazioni che garantiscono a ogni cittadino italiano in una situazione di bisogno di poter trovare delle risposte. Ora, noi viviamo un'epoca in cui questo riferimento alla Costituzione viene ricordato, ma più di questo ci viene ricordato che c'è un problema di sostenibilità economica, c'è un problema di vincolo di risorse pubbliche e quindi quando si parla di welfare
ultimamente si tende a parlare dei tagli al welfare. E in un momento come questo, in cui invece le dinamiche della popolazione, l'aver conquistato anni alla vita ci porta ad avere più bisogni, nuovi bisogni, si rischia di finire in una contraddizione, cioè un diritto teorico che poi non trova una concreta risposta. Allora, questo evidentemente è il nostro punto di partenza ed è lo stimolo che ci ha portato a riconsiderare un po' tutto il sistema, immaginando che appunto per dare risposta a quel diritto alla salute servano tante singole realtà messe in una modalità coordinata che poi appunto interpreta quella continuità assistenziale, cioè la possibilità di avere, a seconda del proprio livello di bisogno, la risposta appropriata. E questo spero che anche i nostri ascoltatori riescano a capire. Ha a che fare anche con l'idea di cosa succede degli ospedali, di che cosa potranno essere gli ospedali di oggi, domani e nel prossimo futuro, perché una risposta al diritto alla salute in una certa epoca è passata molto dagli ospedali, è passata dall'idea che andavi lì e una risposta certamente la trovavi. Il vincolo delle risorse ci sta portando a dire forse non è sempre l'ospedale il luogo giusto, per determinate gravità sì, ma in altre situazioni, tipicamente quelle dell'età anziana, della cronicità, dove appunto non c'è un rischio di vita ma c'è da mantenere una condizione di vita, ecco, non serve accedere all'ospedale a patto che esistano altri luoghi, altri servizi. Allora in questa filosofia considerare qual è l'apporto nel territorio del pezzo di welfare che chiamiamo case di riposo, per capirci, ecco, significa immaginare che questi non siano più i luoghi dell'ultima fase della vita, ma siano dei luoghi in cui, attraverso le competenze di chi ci lavora, e non sono solo gli infermieri, non sono solo gli assistenti, non sono solo gli educatori, ci sono appunto tante figure professionali che oggi consentono di dare un tipo di servizio dentro a quelle strutture. Ecco, noi vogliamo portare l'attenzione su come questa competenza possa diventare un pezzo importante della risposta al diritto alla salute, per evitare che altrimenti nella logica a compartimenti stagni, se vai in un ospedale, accedi a un pronto soccorso, vieni classificato come un codice bianco, quindi devi anche pagare una prestazione che ricevi e poi vieni portato di nuovo al tuo domicilio e devi ripartire alla ricerca di un medico di medicina generale oppure di un'assistenza fatta a domicilio, e sappiamo che lì appunto il fai da te ha fatto molto in questi anni ma non sempre ha fatto bene, quindi noi siamo per tenere fermo il presidio pubblico, la responsabilità pubblica di dare risposte a quel diritto alla salute, e dentro a questo quindi vogliamo che si parli di tutti i singoli componenti del sistema, non solo in una logica di costi e di tagli, ma in una logica che metta al centro qual è il contenuto, qual è il tipo di risposta, quando al tuo bisogno serve proprio quella risposta. Quindi è un lavoro di lunga lena, verrebbe da dire, che certamente non è a prescindere dalle risorse, purtroppo con il vincolo delle risorse bisogna farci i conti, però ecco, mettere assieme anche il contenuto ci aiuta a capire per cosa paghiamo quando paghiamo e che cosa serve quando abbiamo bisogno. In un meccanismo che quindi sfida la politica ma anche tutti i livelli tecnici, perché appunto si sta sulle scelte che allocano le risorse, ma si sta anche sulle competenze di chi dirige strutture, decide i servizi dentro ai piani di zona, dentro alle aziende ULSS, quindi è veramente un modo che noi immaginiamo in questa fase necessario per dare una tutela alle molte persone che appunto nella fase più fragile della vita, quella in cui si perde di autonomia e si ha più bisogno, rischiano di essere lasciate sole. Assolutamente, questo è importante. Allo stato attuale, chiedo a lei, dopo torniamo anche naturalmente alla discussione, qual è la situazione che viene offerta all'anziano? Facciamo una fotografia attuale alla luce dei bisogni che si registrano. Sì. Facciamo innanzitutto uno spaccato sulla nostra regione, sul Veneto. Le strutture per anziani, case di riposo. Dopo lei mi dica se concorda, perché sono strutture che io definirei evolute. Dobbiamo un po' spogliarci dalla vecchia visione proprio del dormitorio o del luogo dove si va nell'ultima fase della vita. Stiamo parlando nella regione Veneto di una regione che innanzitutto ha introdotto i sistemi di accreditamento. Cosa significa? Significa che adesso per poter operare una casa di riposo deve non solo essere autorizzata, ma deve dimostrare alla regione di avere dei requisiti per poterlo fare in un certo modo.
Sono requisiti strutturali, che quindi riguardano i muri, gli impianti, questioni proprio tecniche, ma sono anche requisiti qualitativi, quindi l'idea, il concetto di qualità e di star bene in una casa di riposo, la Regione Veneto ce l'ha. Quindi fa anche i controlli? Assolutamente sì, assolutamente sì. Una volta ottenuto il cosiddetto accreditamento, la casa di riposo deve poi mantenerlo nel corso del tempo. Teniamo presente che l'idea di qualità nasce ancora dai sistemi qualità che le aziende conoscevano già, no, le aziende li conoscevano già. Nel sociosanitario e in tutta la cosiddetta offerta di servizi, cioè i servizi di cui possiamo usufruire noi cittadini nell'assistenza, si è introdotto ancora nel 2002 l'idea di accreditamento. Le strutture devono costantemente dimostrare che agiscono secondo alcuni livelli qualitativi, che hanno un rapporto tra operatori e ospiti numerico, dimostrabile e dimostrato, e quindi... E le rispettano, quindi per lo più nella nostra regione... Devono assolutamente rispettarlo, sì, altrimenti perdono l'accreditamento. Perdere l'accreditamento significa non poter operare più con le quote sanitarie, cioè non poter ospitare più anziani che beneficiano della quota che l'USL riconosce loro. Questo sì. Qual è l'aspetto che viene a mancare allo stato attuale? Quindi che cos'è che è la parte carente, diciamo, invece che... Allora, la parte dopo carente... vediamo anche nella riforma che cosa sta succedendo. Se di parte carente si può parlare, forse manca quel passo di evoluzione in più che permette non solo alla Regione di dire tu hai i criteri qualitativi per lavorare, ma che permetta anche agli ospiti di dire sì, qui effettivamente la qualità c'è. Quindi manca questo pezzettino. Se vogliamo, ancora quando fu introdotta la cosiddetta Carta dei Servizi, la Carta dei Servizi è un documento che dovrebbe trovarsi nella reception delle strutture, che dice agli ospiti o ai familiari: guarda, io qui faccio queste cose, le faccio secondo questi standard di qualità. Nacque la Carta dei Servizi pensando di costruirla in un modo partecipato, pensando di costruire un documento in cui potessero in qualche modo metterci le mani gli ospiti o i familiari. Così ancora non è, o meglio, lo è in alcuni casi. Secondo me questo può essere il passo ulteriore, il passo che ci sia proprio chi riceve il servizio che possa dire sì, qui mettiamo una bandierina perché qui si sta bene. Questo forse potrebbe essere l'evoluzione. Lei cosa dice come presidente ma anche come direttore? Io ho la fortuna da una parte di abitare in una regione e lavorare in una regione come il Veneto, dove effettivamente si possono riscontrare servizi evoluti, anche se forse si è persa quella marcia, no, a una certa qual velocità che l'aveva caratterizzata nel tempo. Però è altrettanto vero che girando molto l'Italia ho modo di constatare qual è la situazione delle altre regioni e purtroppo siamo in presenza di un'Italia non solo a più velocità, ma che non riesce effettivamente a saper cogliere il valore di quell'articolo 32 che richiamava prima Spano. Quindi ci sono nette differenze? Nette differenze. Guardi, io le posso dire che con una certa quale anche umiliazione in un certo senso mi sono trovato qualche mese fa con i colleghi della Sicilia che si trovano ormai in una condizione di non sostenibilità, perché addirittura, e credo qui di non poter essere smentito, a proposito di lavoratori, quindi di situazioni di disagio, sono in un contesto dove da 40 mesi non percepiscono lo stipendio, parliamo di enti pubblici. Allora è evidente che ti poni il problema non solo di quell'articolo 32 della Costituzione, ma dei ritardi che effettivamente questo Paese non riesce a recuperare rispetto a riforme che sono distociche in un certo senso, perché noi abbiamo avuto la riforma sanitaria che è del 78, ma per arrivare alla riforma dell'assistenza abbiamo dovuto aspettare il 2000 e per avere l'integrazione quanto bisognava aspettare. Ed è questo forse il problema che più emerge. Un'Italia che presentando più velocità non riesce a marciare in sintonia. Ricordava bene l'obbligo per garantire un sistema qualità di entrare in una logica di accreditamento.
ormai tutte le regioni o quasi lo prevedono, ma quali sono gli enti che effettivamente hanno raggiunto questo tipo di traguardo? Non solo perché la norma lo prevede quale obbligo, ma io credo che questo dovrebbe essere sentito come opportunità, come vera via per una crescita che effettivamente nel tutelare la persona, e quando parliamo di persona vorrei che fossimo altrettanto chiari, perché leggevo proprio in questi giorni, sto leggendo con molta passione un libro di Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti. Attenzione, non confondiamo il termine persona con quello che in greco era il significato iniziale, no? Di maschera, perché effettivamente la persona è un soggetto imputabile di diritti, ma questi diritti che la legge 328 ha riconosciuto come esigibili, se non sono praticabili, diventa impossibile pensare che possiamo parlare di tutela della salute. E allora io credo che dovremmo fare uno sforzo tutti. A me è piaciuto molto lo scorso anno al forum della non autosufficienza che si è svolto a Bari l'intervento del presidente di quella regione, laddove lui ha detto che a un certo punto, parlando di tagli lineari, c'è il rischio che ci vogliono rendere tutti disabili, quasi privati di poter ragionare con la nostra testa e effettivamente riuscire ad essere persone creative che nel loro proporsi sanno effettivamente creare le condizioni per il cambiamento e l'innovazione. Ecco, questa è una grossa carenza, non c'è il coraggio dell'innovazione e del cambiamento. Certo, i costi incidono ed è difficile parlare di sistema qualità laddove magari lo stipendio non arriva o ha ritardi enormi, ma è altrettanto vero che bisognerebbe avere il coraggio di proporre questo cambiamento attraverso un diverso utilizzo delle risorse. Se la sanità ha fatto la matrigna più che la madre per i cittadini in questi anni e sicuramente ha garantito attraverso la sua riforma quei cambiamenti da tutti auspicati, anche se poi magari hanno avuto delle involuzioni, ma è altrettanto evidente che noi le risorse dobbiamo spostarle. Possiamo far sì che questi centri di servizio, le case di riposo, possano essere nodi della rete territoriale se effettivamente sono inseriti in una rete cosiddetta del pescatore, laddove i nodi emergono e dove ciascuno nell'esercitare il proprio ruolo sa cosa deve fare e come proporsi alla comunità, e quindi in questo contesto valorizzare parole come domiciliarità, residenzialità, ma soprattutto fare in modo che i soggetti della rete possano avere pari dignità, ed è questo forse che ci viene impedito, l'avere pari dignità, perché c'è questo tavolo, è un tavolo che dovrebbe essere il tavolo delle regole e spesso è un tavolo che viene utilizzato per porci sopra il tavolo ed essere parti colpite. No, questo vogliamo tornare dopo su questi discorsi, perché sennò ci dilunghiamo tanto, però non riusciamo a far veicolare il messaggio. Sentiamo adesso appunto anche la parte sindacale. Andiamo prima in pubblicità così abbiamo un po' più tempo per svilupparla, tra pochissimo. Allora, rieccoci qua insieme. Adesso parliamo un po' da lei che rappresenta la parte sindacale, quindi dei lavoratori. Qual è la situazione di chi lavora nel settore, quindi, e anche quali sono le preoccupazioni? Perché lo dico, dopo sarà un tema che voglio anche che venga affrontato perché è il cruccio di moltissime persone. Allo stato attuale quello che chi vive il presente, che preoccupa moltissimo, è il costo di questa benedetta retta che è innegabile, ho visto un sacco di dati e tutto, sono aumentati un po' ovunque, soprattutto nel 2011, adesso non so se riguarda anche la struttura, c'è stata proprio una tornata di aumenti importanti, aumenti che poi quando parli di €1 al giorno moltiplicato per n giorni si fa presto arrivare a 600-700 euro, cifre che portano paura. A fronte di questo cosa sta succedendo un po' in generale? Che molte persone, molte famiglie portano a casa il proprio anziano. Le case di riposo incominciano a non avere più queste liste d'attesa di cui erano famose tempi addietro, quindi grande difficoltà ad entrare, ma anzi incominciano addirittura ad aver bisogno di ospiti e alcune anche di cercare pubblicità, quindi vuol dire che cercano possibilità di avere ospiti paganti, però questo cosa comporta? Che quando hai meno lavoro, meno cose, per il personale che vive all'interno è meno occupato. Però sono personalità che hanno professionalità, che hanno competenze, insomma che sanno come muoversi, che veramente è un delitto rischiare di mettere in discussione queste professionalità. Quindi
Come vede la situazione, una fotografia un po' di quello che vivono? Poi chiedo naturalmente sempre l'intervento un po' suo, non tanto che come presidente ma come direttore di una casa di riposo. Mi fa piacere che lei abbia questo ruolo perché la vive dal di dentro, quindi ogni giorno penso che si confronti con certe dinamiche. Magari la sua è una situazione fortunata particolarmente o diversa da altre perché è nepolesine, però teniamo conto di quello che quando lei si raffronta con altri saranno più o meno dinamiche analoghe. Il problema secondo me è duplice da questo punto di vista. Passiamo da un momento storico in cui comunque c'erano le liste d'attesa e quindi non vi erano nemmeno problemi per gli stipendi e per i lavoratori. Oggi la situazione è mutata radicalmente, nel senso che abbiamo comunque una manodopera da questo punto di vista altamente professionalizzata, perché sia gli operatori sociosanitari che gli infermieri, alcune figure non sono state citate, ma pensiamo agli educatori, ai fisioterapisti, agli psicologi che lavorano all'interno di queste strutture per dare qualità al servizio, cosa che si chiede e si riesce a dare. Attualmente anche queste figure professionali, dove prima si cercavano sul mercato, attualmente sono disponibili e non si cercano più perché loro stesse chiedono e bussano alle porte per trovare lavoro. La situazione si sta ingarbugliando sempre di più da questo punto di vista e non si tiene conto, e dal mio punto di vista in questo caso si sbaglia completamente, al fatto che gli investimenti in questo settore hanno una capacità di creare lavoro che è incredibile. Se noi pensiamo che comunque i bilanci di queste strutture per il 70-80% sono destinati al lavoro, sono capitolo stipendi, per essere molto più precisi, da questo punto di vista si capisce immediatamente quanto 100 euro investiti in questo servizio possano dare anche occupazione. E pur non vivendo situazioni che sono presenti in altre regioni, prima si faceva riferimento ai 40 mesi di attesa dello stipendio, quindi suppongo quasi impossibilità a vederli completamente, abbiamo comunque nella nostra realtà territoriale, che è il Veneto, delle situazioni di crisi che comunque ci sono, parliamo comunque di qualche mese. Assolutamente, devo dare nuovamente la parola, un attimo solo, ci dovrebbe essere una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Chiamo dalla provincia di Venezia. Prego, dica tutto. Bene, allora mi stavo chiedendo se sarebbe questa la situazione giusta oppure quella che negli anni 50, quando sono partito a lavorare, che avevo 11 anni, avevo un grosso raffreddore e mio padre mi ha detto: fatti passare il raffreddore, se no con un calcio te lo faccio passare io. Mi è passato il raffreddore. Bene, negli anni 60, quando sono andato a lavorare, venivano premiate quelle persone che non stavano a casa per malattia o per quelle cose là. Mi ricordo che prendevo uno stipendio in più rispetto alle altre persone e in pratica non c'erano ammalati. E questo qui fino agli anni metà, anni 70, poi associazioni, sindacati, generalizzazioni hanno portato tutto allo stesso piano. Adesso secondo me siamo arrivati a un punto di non ritorno. Non ritorno perché? Perché c'è talmente tanta spesa per talmente tanti ammalati, per talmente tante persone, che le persone si sono sfinite, non c'è più quella spinta che avevamo negli anni 60, negli anni 50. Adesso la troviamo dove? In Carinzia, in Slovenia, in Slovacchia, in Repubblica Ceca, dove le aziende italiane stanno esportando per dare lavoro là. Ecco, io volevo sapere se continuiamo di questo passo, che fine facciamo, insomma, tutto là. Grazie mille. Grazie del suo intervento, grazie. Che Italia con Monti solo tasse, anche la rete, vediamo un attimo il messaggio, stavo leggendo il messaggio che era arrivato, vediamo se ce lo rimettono in onda dalla regia. Comunque, appunto parlava delle rate, eccolo qua, la rete casa le rette delle case di riposo aumentano, poveri noi. Vediamo di rispondere, lascio a lei l'incarico al nostro telespettatore, quindi una tempra forse, anzi Spano forse può rispondere meglio, una tempra diversa anche dei cittadini, questo indubbiamente. Questo indubbiamente. Ma spieghiamo anche una cosa, un contesto sociale diverso. Infatti attenzione, forse mi limiterei a dire che appunto negli anni 60 la speranza di vita, quindi gli anni che una persona una volta nata poteva ambire, arrivava sotto i 70 anni
oggi stiamo puntando agli 80 anni, 78, 76 donne e uomini. Allora questo ci dice che il percorso che abbiamo fatto è un percorso di conquiste, di diritti che hanno dato anni alla vita, anni in buona salute. Allora queste sono delle conquiste che hanno un costo. Il patto democratico su cui si regge questo Paese dice che attraverso la tassazione si riesce ad avere le risorse per finanziare i servizi necessari e indispensabili. Si dovrebbe riuscire ad avere le risorse che c'è. Allora, questo appunto allude al fatto che qualche volta abbiamo speso più dei soldi che avevamo, abbiamo fatto quei 2.000 miliardi di debito pubblico che adesso sono un po' ingombranti, però rimane il fatto che prima di buttare via il bambino con l'acqua sporca bisognerebbe essere in grado di valutare qual è la parte sana e qual è la parte, diciamo, forse che è andata un po' fuori dalla traccia. Però ecco, rispetto a questo, che ci sia un problema di economia, che ci sia un problema di attrattiva di paesi che non sono l'Italia e stanno oltre il nostro confine, che praticano tassazioni molto più basse, che hanno quindi un sistema di incentivi alle imprese, ecco, sono due argomenti che si tengono ma che hanno molti ponti in mezzo per riuscire a restare uniti, quindi la sollecitazione è buona e ahimè qui non c'è l'interlocutore giusto forse, no? Che risiede in chi ha la facoltà di decidere come fare buono sviluppo e attraverso il buon sviluppo creare le condizioni perché i servizi pubblici, universali, accessibili a tutti, a prescindere dalla condizione e solo guardando al bisogno, ci siano ancora come ci sono oggi. Perché come diceva il collega Franchi, noi abbiamo un problema molto molto chiaro: se questi servizi si basano sul lavoro, sulla qualità del lavoro, ma anche sul costo del lavoro. Sì. Se noi consideriamo questo come un costo, è chiaro che siamo esposti al fatto che non ci siano le risorse per pagare questi costi o che questi costi si cerchi di contenerli. Ecco, ma questo, quando si parla di produzione industriale, di tondini di ferro, ha un senso, quando si parla di cure alla persona assume un altro significato. No, e noi... Forse anche va spiegato anche questo, perché se uno si raffronta, ma spesso ci succede anche nelle telefonate che arrivano ai telespettatori, con realtà di diversi anni fa, allora le famiglie erano famiglie più estese, la vita si svolgeva in certi ambiti più limitati, le case stesse potevano permettersi di avere il nonno, la nonna a casa che tenevano i nipotini, eccetera, aspettativa di vita, prospettive diversa completamente, senza dubbio una tempra più forte, però quelli che adesso sono veramente gli anziani con la A maiuscola, che hanno quindi una certa età, vengono da quelle generazioni belle temprate, per cui ecco, forse bisogna capire che adesso non è più come prima, sono cambiate le situazioni rapidissime. Ultima cosa, poi le do la parola, tanto leggo il messaggio: in Italia abbiamo la certezza che sono almeno 5 le cose in costante aumento, e ciò il numero dei corrotti, le aziende che chiudono, la povertà, il numero dei disoccupati e delinquenti. È un'analisi tragica, per questo secondo me va sottolineato. Non da ultimo che purtroppo le persone per trovare lavoro, e questo è un altro dato con un'altra analisi sociodemografica che è stata fatta, purtroppo non lo trovano più sotto casa come una volta, lo trovano purtroppo lontano. A questo punto la famiglia non è più una famiglia e di conseguenza l'anziano si trova da solo. Gli anziani di un domani, è brutto dirlo, saranno anche dei divorziati e divorziate. Attenzione, come dire il vedovo alla vedova, che fanno da soli? Quindi io capisco le osservazioni di tanti, però vediamo come stanno le cose adesso. Scusi che lo porto via la parola, dopo la ripasso. Assolutamente, aggiungo Franchi. Due cose che proprio denotano l'evoluzione della nostra società, come diceva giustamente lei. Due cose che si basano sulla mia esperienza personale più ancora che professionale. Mio nonno è morto a 101 anni, probabilmente negli anni 70, anzi sicuramente ce lo dicono i dati, a quell'età la morte era già arrivata da un pezzo. Ma questo cosa significa? La seconda cosa significa che evidentemente anche il tipo di anziano che si rivolge alle case di riposo non è più quello di anni fa. Se pensiamo che una volta nelle case di riposo c'era la sezione per autosufficienti e quella per non autosufficienti, le sezioni per autosufficienti, me lo confermerà anche Mantovani, quasi non ci sono più, perché si va in casa di riposo quando si ha un insieme di patologie, di situazioni personali che richiedono una professionalità. Ecco che qui quello che forse una volta era la lungodegenza ospedaliera, quella che una volta era la lungodegenza ospedaliera, è vero? Sì, toccava
non vorrei rubare la parola. No, assolutamente non è questa la questione. Io mi collego, riparto dalla telefonata. Sì, assolutamente, così possiamo dare risposta. Negli anni 60 a 11 anni con raffreddore andavo a lavorare, adesso però siamo in una situazione di terza età e quindi stiamo parlando di questa questione, cioè di quelle persone non sono così mollici gli anziani. Dai. Di quelle persone che comunque questa nazione l'hanno costruita e che oggi hanno queste necessità e queste esigenze che sono curate poi da quelle donne, perché al 99% questo è un lavoro fatto da donne, è un lavoro di cura che lasciamo continuamente sempre a questa fetta di popolazione e che poi si trovano tutto il lavoro di cura a casa e la necessità poi di coniugare tempi di vita e tempi di lavoro. Ritornando direttamente sull'argomento, la questione diventa che qualità vogliamo di vita per gli anziani in queste strutture e quindi che tipi di professionalità dobbiamo spendere, che continui aggiornamenti e comunque una situazione dove si pensa di dover combattere quello che è un lavoro della badante con una casa di riposo dove le questioni sono completamente diverse. Da una parte non c'è quella che è l'assistenza vera all'anziano e la qualità di vita, in quel caso è effettivamente molto ridotta. In queste strutture si offre innanzitutto un servizio che non è esclusivamente quello che è l'assistenza, ma all'interno c'è un servizio sanitario che è quello che dovrebbe garantire comunque il servizio sanitario nazionale che viene demandato in queste strutture. Come riusciamo a coniugare l'una e l'altra e lì viene fuori il concetto della rete e come riusciamo a far sì che le lavoratrici, prevalentemente sono loro continuino a fare questo lavoro con passione e con tutta l'umanità che ci mettono giorno dopo giorno, perché poi gestiamo noi a casa una situazione di questo tipo e quanto ci costa fosse solo a livello di pazienza e riusciamo a portare questo concetto poi all'interno del mondo del lavoro e all'interno di queste strutture come coniugare queste cose, perché qua il ragionamento diventa sempre, soprattutto in un momento di crisi, posso capirlo ma non lo approvo assolutamente, è quello di andare alla ricerca del prezzo più basso, ma il prezzo più basso non fa nient'altro che incidere dove il costo del lavoro è l'80%, l'unico costo che puoi abbattere quale diventa a questo punto non il pezzo di pane sicuramente, ma in questo caso il costo del lavoro, la ricerca del contratto sempre più basso o addirittura il non rispetto del contratto. Allora come riusciamo a coniugare queste cose? Secondo me è la qualità della prestazione e la qualità del lavoro. Un altro aspetto, dopo andiamo anche in pubblicità, chiedo a lei direttore, però c'è un problema che veramente è sempre lo stesso, perché lo sappiamo, i soldi, cioè chi ha disponibilità economica non si pone il problema, va in certe strutture anche prima del tempo, ci sono all'interno dei bellissimi appartamenti, sono strutture articolate eccetera, insomma fa quello che vuole. Il problema è la massa delle persone che questi soldi non ce li hanno. Io non so quanto sia una retta nella struttura che lei dirige, so quali sono le medie delle rette nella regione Veneto, e soprattutto per i non autosufficienti, le integrazioni o anche per chi fa un soggiorno giornaliero e gli aumenti che ci sono stati. È mai possibile che si arrivi a questo punto in cui sicuramente il pensionato del domani, perché io dico sempre parliamo in proiezione, non potrà manco sognarsi una cosa del genere, perché è inutile, bisogna essere realistici, con le pensioni che ci sono adesso non possono, se non sono integrate dai figli, dai parenti che hanno già difficoltà, non possono permettersi la casa di riposo. Sì, i pensionati, i bei pensionati che hanno una bella pensione ci stanno dentro ai 1.650, ai 1.700 euro, ma stiamo parlando già di pensioni con la P maiuscola. I pensionati normali, e quando noi saremo pensionati, che io dico già sarà una cosa sarà da ridere per non piangere, meglio che andiamo nel terzo mondo a soggiornare in una capanna, non potremo. Per cui bisogna che qualcosa succeda, cioè, sì, come la vede lei? Perché tutte queste professionalità dovranno essere pagate, mica sottopagate. Sì, bisogna avere la capacità di assumere sino in fondo la sfida per dimostrare coraggio. Allora è evidente che i servizi, se vogliamo garantirli, bisogna renderli sostenibili, però bisogna altrettanto che diciamo che non si può continuare a spendere in sanità, anche se la percentuale di PIL rispetto a quello che noi spendiamo in considerazione di altri paesi europei certamente non è di gran lunga così importante. Però è altrettanto vero che se l'ospedale come tale deve servire per l'acuzie e il ricovero ospedaliero costa al giorno d'oggi 600 euro minimo di spesa alberghiera per arrivare sino a
spese ben superiori. Quando una retta in casa di riposo, in centro servizi, va attorno ai 100-110 euro, ecco, spieghi bene questo passaggio perché è stato richiesto. Ecco, allora, quanto dà la Regione? Ecco, la Regione Veneto, devo essere sincero, anche se il tutto è fermo praticamente dal 2010 come quota sanitaria, è una delle poche regioni in Italia che sta garantendo una certa qual sostenibilità. Quindi vuol dire che allora il costo, ipotizziamo, il costo di una retta, ecco, nel caso concreto nostro siamo sui 50 euro al giorno come quota alberghiera. La Regione interviene con altre 2 quote a seconda della tipologia di non autosufficienza, se di media intensità o di ridotta, andiamo fra i 50 e i 56 euro grosso modo della quota sanitaria. Quindi vuol dire che in tutto c'è un costo di 100-110 euro ecco, a persona. Però lei si pensi che parliamo di un servizio integrato che contempla tutta quello che è la cura sanitaria e socioassistenziale, con una serie di interventi a tutto tondo che veramente si fanno carico della globalità della persona, quando poi in ospedale noi stiamo buttando via soldi. Il grosso handicap della Regione Veneto, visto che siamo qui in Regione Veneto e giustamente ricordava prima Spano, manca forse uno degli interlocutori, è che a distanza di mesi dall'approvazione del piano sociosanitario molto importante per il concetto di integrazione, ancora sono state presentate le schede. Il vicepresidente della quinta commissione, che era a Rovigo la settimana scorsa, ha assicurato l'impegno di presentare in contemporanea le schede ospedaliere e le schede territoriali. Questo sarebbe importantissimo, perché finalmente bisognerebbe dimostrare il coraggio di dire che si taglia laddove c'è una sanità improduttiva e che soprattutto non dà servizi, e si reinveste su quello che è il centro servizi, quindi la sostenibilità delle persone. È vero, come diceva lei, che c'è un grosso problema per noi se avremo o meno la possibilità di essere assistiti, non solo per quello che potrebbe essere l'impraticabilità delle pensioni, ma perché i nostri figli non saranno in grado, perché o non li abbiamo figli o abbiamo famiglie mononucleari oppure con figlio solo. Ma un aspetto che andrebbe affrontato con molto coraggio ed onestà è la rivisitazione dei contratti di lavoro all'interno dei nostri centri di servizio. Si pensi per un attimo che in Italia, nel nostro mondo, quando la legge di riforma dell'assistenza prevedeva un contratto unico dei servizi alla persona, abbiamo 17 contratti. Ecco, questo è un altro capitolo che dopo lo affrontiamo meglio insieme, dobbiamo affrontare anche questo senza dubbio, però intanto siamo ancora, io direi, siamo ancora bassi, perché questo è uno sviluppo ulteriore, ma è come oggi parlavo con un altro ospite dei trasporti pubblici, si fa lo sciopero perché i contratti devono essere rinnovati, qua siamo ancora al presupposto che qua stanno tagliando i trasporti pubblici e quindi tagliando i dipendenti, altro che rinnovare i contratti. Pubblicità, poi torniamo insieme e poi rispondiamo anche ai vostri 2 messaggi. Allora, ritorniamo a bomba alla questione. Sì, ero molto sollecitato dalla riflessione del dottor Mantovani, perché mi ci ritrovo in quei dati ma non mi ci ritrovo nella lettura rassicurante. Purtroppo la Regione Veneto, è vero, mette a disposizione delle risorse per venire incontro al bisogno dell'anziano in casa di riposo, però bisogna appunto denunciare, e lo fa la Regione stessa, la inadeguatezza di queste risorse, perché appunto quando le si porta alla soglia giornaliera, quindi quella dei quota di aiuto alla o retta, 56 euro al giorno, che sono fermi da anni, ci sono documenti della Regione che riconoscono che con quei soldi non si fa fronte per intero al costo della prestazione sanitaria. Allora, questo può sembrare un tecnicismo, ma in realtà è una cosa molto profonda e che si ricollega alla mia scelta di iniziare dalla Costituzione, perché la Costituzione dice che il tuo diritto alla salute non è subordinato alla tua pensione, al fatto che tu possa permetterti di integrare, compartecipare. La Costituzione, presa sul serio, dice che tu, se hai un bisogno sanitario, ti devi aspettare da cittadino che il sistema sanitario te lo risolva. Allora, purtroppo da anni si sta un po' giocando su questo equivoco. Quant'è la prestazione sanitaria? Quanto vale? Da un certo punto di vista dovrebbe valere 49 euro, ma chi fa le prestazioni, le strutture ti dicono: guarda che per rispondere ai requisiti dell'accreditamento di cui parlava Laura Visentin, per garantire i contratti di lavoro alle persone con professionalità, io arrivo a spendere più di 49 euro.
E chi li paga questi soldi che stanno tra 49 che dà la regione e quello che costa veramente? Il cittadino. Il cittadino, la esatto, sua che non famiglia, Gasquet, come dice, che appunto dovrebbe, e sarebbe già una compartecipazione, noi questo lo rimarchiamo con forza, quando si paga una quota alberghiera si sta già caricando la famiglia del costo del vitto e dell'alloggio, e giustamente se la persona viveva a casa sua comunque un vitto e un alloggio se lo pagava, e quindi questo ci sta. Il punto improprio è quando a quel costo gli si somma un pezzo che è improprio perché è sanitario. Questa cosa che sta garantendo la tenuta, ha garantito fino ad oggi la tenuta del sistema, è ormai una corda molto tirata, perché quando ormai vediamo, come stiamo vedendo in queste settimane, le varie strutture nel Polesine ma un po' in tutto il Veneto, che a fronte della rigidità della quota sanitaria regionale, che non aumenta né in quantità né in valore, devono trovare il loro equilibrio, cioè devono coprire quei costi di cui parlava Franchi, andando a chiedere alle famiglie 1 euro, 2 euro, 3 euro in più al giorno. Fanno 700 all'anno. Esatto, e noi sappiamo bene che le pensioni, ahimè, stanno nella gran parte, il 60% non dei si sono pensionati rivalutate. prende sotto i 1.000 euro. Purtroppo per una decisione del governo Monti per 2 anni è inibita la rivalutazione delle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo, quindi 1.400 euro lordi. Capiamo bene che qui c'è proprio ancora un vincolo fisico. No, ma c'è poi anche, come mi è arrivato anche un messaggio, e non è l'unico, che in grande sintesi diceva l'anziano è stato l'ammortizzatore sociale della famiglia. Quindi la pensione ha garantito molti che avevano perso il posto di lavoro, si parlava di cassi integrati, di nipoti piccoli, di vivere. Se l'anziano deve andare in una casa di riposo perché diventa non autosufficiente, quindi non ci va per sport, per passatempo, perché sta veramente male, giustamente non è più ammortizzatore sociale della famiglia, la famiglia stessa non ha soldi per mantenerlo nella quota integrativa che deve dare perché le pensioni sono basse, e ha mangiato tutti i risparmi, perché questo si diceva, e allora che cosa fare? Succedono delle cose brutte, ahimè, che noi veniamo a sapere con una frequenza ormai allarmante, cioè in un baratto tutto a ribasso si pensa che è meglio tenere il congiunto anziano in casa. 980 anziani portati a casa nel 2011 nella sola Marca Trevigiana, sola provincia di Treviso. È un dato che suona come una sconfitta per chi crede al sistema pubblico, al diritto alla salute, perché bisogna avere il coraggio di guardare in faccia la realtà e dire che in famiglia, con tutta la capacità e l'affetto, ma non ci sono gli strumenti, banalmente dal letto in cui queste persone sono costrette a stare molte ore del giorno, a tutti i presidi medici, le medicine, le terapie, la competenza, la professionalità nel mobilitare una persona che appunto magari non è più autonoma neanche nei movimenti più semplici. Ecco, quindi noi stiamo negando il diritto alla salute a queste persone per non aver creato quelle condizioni che, ahimè, una grande iniziativa della nostra regione, la legge regionale sulla non autosufficienza, approvata dal Consiglio regionale nel 2009, aveva posto come un elemento di civiltà, cioè dare attraverso il concorso di tutto il sistema appunto le risposte appropriate a quei bisogni. Allora noi abbiamo fatto di questo un elemento di forte contrapposizione con la regione, sfidando la Giunta a farsi carico di quello che quella legge prevede in termini di finanziamento, e abbiamo capito che c'è un problema di risorse, esatto, ma ahimè risorse. La denuncia più forte noi la poniamo anche sul mancato adempimento di tutte quelle procedure che non sono finanziamento ma che sono decisione di chi fa che cosa, dando un ruolo vero e pieno alle medicine, ai medici di medicina generale, alle unità di valutazione multidimensionale dove il geriatra dell'ULSS si mette assieme all'assistente sociale del comune e al medico di base per valutare il caso, questo lo fanno, ma poi dopo quella valutazione non si dà seguito a quello che è il piano di interventi che la gravità certificata da quella valutazione richiede, quindi si lascia la persona sola a trovarsi le risposte in questo meccanismo in cui appunto, siccome devi sempre mettere dei soldi, se tu non li hai automaticamente ti chiami fuori. Ecco, poi giustamente un 88enne come fa a risolvere questi problemi? Andiamo a vedere anche con la lente di ingrandimento che cosa succede realmente, che cosa ha riscontrato muovendosi nel territorio. Beh, allora sul territorio si comincia a parlare innanzitutto di reti, un po' per ovviare a queste questioni, reti anche da attivare con il volontariato per esempio.
le strutture si rivolgono sempre più al volontariato proprio per abbattere anche una serie di costi e per ottenere attraverso i servizi. Però non è corretto, a rigor di logica. Assolutamente sì. Non so, questo non rientra. Assolutamente sì, però dipende anche da... Se sono sostitutive non va bene, se sono aggiuntive dipende anche logica... da cosa vogliamo ottenere in termini di reti sul territorio, o meglio di servizi e di solidarietà fra cittadini. Se pensiamo che una delle grandi tematiche della comunità europea insiste ormai da anni sull'invecchiamento attivo e quindi quella parte di popolazione che può in qualche modo essere ancora utile con le proprie competenze anche in servizi, perdono la ripetizione, socialmente utili, ecco che viene in aiuto comunque ad un'altra parte della popolazione. Cioè, è verissimo, non è questo il modo di risolvere il problema. Però non possiamo neanche precluderlo perché il principio non è quello che più ci piace. Cioè, la solidarietà è anche questo. Fa riflettere ed è pericolosa, questa è un'opinione personale e come tale la esprimo, l'idea di inseguire la sanità sul sociosanitario, perché è vero che c'è uno squilibrio di risorse e probabilmente una rilettura più razionale aiuterebbe a dare a tutti il giusto finanziamento, però dobbiamo immaginare che quel pezzo che si chiama sociosanitario appunto lavora su reti più ampie. Adesso siamo tutti schiacciati sull'idea che la casa di riposo è diventata la lungodegenza. Perché? Perché gli ospedali non hanno più la lungodegenza. Però questa cosa toglie lo spazio a tutto quel percorso che appunto Laura Visentin chiamava dell'invecchiamento attivo, ma che può avere molte sfaccettature. Cioè, noi vorremmo che chi è dentro una casa di riposo non fosse una persona allettata con un sondino e basta. Esatto. Quella probabilmente sta meglio in un ospedale o in una struttura a forte medicalizzazione. Ma ci sarà più, però. Chi vive una vita anziana può legittimamente ambire a viverla in una condizione con qualche acciacco, con qualche difficoltà a deambulare, ma con la capacità di fare delle attività come molte strutture offrono, quindi dei soggiorni anche fuori dalla struttura, delle iniziative che li portino appunto a vivere una vita piena e non reclusa. Però capiamo che se il problema è dei costi e il contenimento dei costi riduce quelle che sono le professionalità che fanno questo pezzo di attività e non si riesce neanche a giocarsi in una contaminazione con il volontariato, perché io ho visto, toccato con mano delle esperienze virtuose in cui si riesce a organizzare il volontariato e non per sostituire il lavoro, che appunto deve essere il presidio del servizio che serve, ma per aggiungere a quel servizio le altre ore di vita che devono essere una vita buona, non può essere una vita in attesa che arrivino a farmi l'iniezione, a darmi la medicina o a portarmi, come dire, il pranzo o la cena. No, deve essere un elemento che apre, perché queste strutture hanno la condizione, non essendo appunto un ospedale, ma essendo organizzate, possono arrivare a questa soluzione complessa, dove le risorse si moltiplicano. Sentiamo se possono arrivare, se possono arrivare. Io credo che dovremmo, guardavo anche un po' molto velocemente gli SMS che stanno arrivando, dovremmo avere il coraggio per assumere delle posizioni ben precise. È quello che chiedono a gran voce ormai i cittadini. Ecco, io credo che effettivamente una parola che deve sempre più entrare nella logica del nostro modo di comportarci è l'appropriatezza degli interventi. O gli interventi sono appropriati e così evitiamo di disperdere inutilmente risorse come nelle cosiddetti ricoveri impropri di tipo ospedaliero, o altrimenti non siamo in grado di tenere... Spieghi bene cosa vuol dire appropriatezza dell'intervento. L'appropriatezza c'è a un certo punto, i centri di servizio sono quelli che hanno la vocazione, la missione per poter assolvere a risposte di cui il cittadino necessita. Sono quelle le risposte che bisogna dare, non portare l'anziano, come è successo, sta succedendo magari in momenti in cui non si sa più come affrontare e lo si porta in ospedale, lo si porta in una medicina, lo si porta in luoghi dove effettivamente il costo è esoso, è insostenibile. Ma perché lo si porta in questa Perché non ci sono possibilità di risposte concrete alternative. Il fatto stesso che una famiglia arrivi all'esasperazione, il fatto che una famiglia non sia più in grado di sapere come fare. È vero che le liste di attesa si stanno assottigliando perché ci sono anziani che tornano a casa, ma è altrettanto vero che ci sono moltissimi anziani che hanno i presupposti per entrare come non autosufficienti che non sono in grado di entrare perché hanno un punteggio basso
perché nel Veneto abbiamo un punteggio che per quanto riguarda la scheda per la non autosufficienza è di 60 punti minimo, e ormai le persone che hanno i 60 punti sono la maggioranza e bisogna avere punteggi che arrivano ai 90-95. Allora io credo che su questo bisogna assolutamente intervenire, perché il valore dell'intervento multidimensionale e multiprofessionale acquisisca significato, quindi concretezza di risposta. Bisogna effettivamente chiudere i cosiddetti luoghi impropri, ospedali che devono essere chiusi, e bisogna, mi dispiace perché effettivamente a un convegno di Firenze l'assessore mi ha definito in maniera impropria vendoliano, ma io non sono assolutamente, io ho detto chiaramente in quella sede, lo ribadisco adesso, i soldi bisogna andarli a prendere dove ci sono. E non possiamo pensare che l'evasione fiscale diventi solo un meccanismo concreto per fare denuncia e poi non si operi. E così pure, altro aspetto che denunciava la Corte dei Conti, con il fatto della corruzione, bisogna essere altrettanto chiari, questi sono cosiddetti sottrazioni di risorse a favore dei cittadini. Noi cittadini dobbiamo garantire che possono andare, e dopo dobbiamo uscire anche da un altro rischio che è stato purtroppo ben paventato nel suo aspetto deleterio. Il fatto che a un certo punto, quando non ci sono più le risorse che può mettere a disposizione il cittadino, perché appunto ha la pensione minima, alla fin fine debba per forza di cose intervenire l'ente pubblico, in questo caso il comune, dimenticando tutto quello che era la portata dell'obbligo solidale in capo ai familiari. Il codice civile ci richiama l'articolo 433 entro il terzo grado. Ci sono tante però delle sentenze. Sì, e adesso infatti la logica delle sentenze. Fortunatamente è entrata in vigore anche la sentenza della Corte Costituzionale del dicembre scorso che ha riguardato la Regione Toscana, però ha detto chiaramente che ha fatto bene la Regione Toscana a prevedere il carico in capo ai familiari in primo grado, perché contribuiscono per quello che è il sostegno, al di là di quello che chiaramente che possono fare, perché se non ci sono le condizioni, ed è importante che allora le altre regioni adottino quanto prima una norma in questa direzione, per rendere obbligatorio quello che è il dovere in capo a chi può farlo, perché è vero che c'è un arretramento e soprattutto un indebolimento, ma altrettanto vero che ci sono ancora soggetti che potrebbero farlo e che magari se ne sono non fatti carico adeguatamente. Certo, bisogna vedere ancora, analizzare bene questo fatto. Devo aggiungere qualche cosa, poi devo tornare anche al nostro sindacalista. Sì, una cosa rapidissima, credo che in questo momento alle case di riposo sia richiesto anche un grandissimo sforzo di creatività. Io giro un po' per l'Italia e proprio per rispondere a dei bisogni dei familiari che non possono più farsi carico di una retta di residenzialità e quindi di lasciare il proprio familiare a vivere completamente una struttura, in alcuni territori, mi vengono in mente 2 case di riposo nella provincia di Como, hanno creato il servizio notturno. Quindi in questo momento si dice che la crisi porti poi delle opportunità, pensare a dei servizi più lievi, più leggeri, che possano in ogni caso alleggerire le famiglie di un carico di cura che è diventato pesante, ma che allo stesso tempo non alleggeriscano troppo i portafogli. Ecco, quindi questo esempio del centro notturno dove in quel caso, nei casi che ho visto, erano persone con una evidente grave demenza, venivano portate alla sera alle 18 e riportate a casa la mattina, e quindi questo sgrava la famiglia. Per esempio nel caso dell'Alzheimer la notte diventa insostenibile, però allo stesso tempo è fattibile in termini proprio di costo a carico della famiglia. Quindi la creatività in questo momento diventa assolutamente strategica, importantissima. No, un altro aspetto che dopo affrontiamo dopo la pubblicità, che ci è arrivato anche un messaggio che è importante, è per le persone invece che hanno bisogno dell'accompagnatoria. Facevo un esempio di un genitore di 88 anni che ha la badante, che ha un'integrazione di un accompagnatoria, e questi soldi che non arrivano, e quindi il figlio disoccupato in cassa integrazione non può neanche contribuire. Ecco, questa è un'altra problematica che forse va affrontata ed è altrettanto grave, perché tanto quella di non riuscire a contribuire con le case di riposo quanto l'altra. E poi connessa è il discorso dell'IMU che grava comunque sulle famiglie, e cioè tutto quello che ne sta gli annessi e connessi, perché la persona a casa di riposo comunque ha la seconda casa, no? Diventa proprietario di seconda casa. Cos'è? No, c'è la possibilità di dichiarazione per non pagare che resti prima a casa. Può farlo, può usarlo comunque. Purché la eserciti, ecco, il solito discorso è quello dell'informazione.
se Ecco c'è una corretta questo è un informazione tema. probabilmente le persone possono essere aiutate. Esatto, però qui appunto viene a mancare l'informazione. Andiamo subito in pubblicità, poi vi spieghiamo queste cose. Però Eccoci qua. Allora, no, voglio sentire adesso la parte sindacale che è a tutela appunto delle professionalità. Le problematiche contingenti che si trovano ad affrontare, ne abbiamo parlato appunto fuori onda, non voglio parlare del rinnovo dei contratti perché questo, come dicevo, ne abbiamo parlato in tutti i settori, c'è questo problema, allora se no parliamo anche della rivalutazione delle pensioni, che è un altro nodo cruciale. Problemi veri, è un problema vero, però problemi contingenti, quali sono? Quali sono le vere difficoltà, al di là di quelle che sono estese a tutti, perché se sentiamo i messaggi ognuno ha le sue, come a livello contrattuale? Abbiamo un problema di quello che viene definito il dumping contrattuale, cioè il datore di lavoro in questo momento, sollecitato anche dalla parte politica da questo punto di vista, sta cercando di ridurre i costi. Prima facevo accenno, 70-80% dei costi sono costi del personale, fino a prova contraria non abbiamo una macchina che può accudire una persona, per fortuna mi viene anche da dire. Dall'altro aspetto, per diminuire i costi in queste strutture e di converso quelle che sono e che possono essere le rette, si cerca di diminuire quello che è il costo del personale e quindi si cerca di portare le lavoratrici in un contratto più basso, quindi si parte da un contratto a enti locali per andare a un contratto ancora più basso che può essere cooperative sociali mediante quindi con le un'operazione, cooperative famose. Sì, mediante un'operazione di esternalizzazione dei servizi, ad esempio. Una parte dei servizi non vengono più fatti all'interno direttamente, nel senso che vengono esternalizzati a una ditta esterna, in questo caso molte volte cooperative, che a sua volta fanno un prezzo sempre al ribasso, ma ci sono anche enti che vivono Quindi su le persone questo. ricevono una paga bassissima e hanno minori garanzie. Lì parliamo immediatamente di una differenza di 200 euro netti al mese, cioè significa partire da 1.200 e calarsi immediatamente a 1.000 in un full time, perché teniamo presente che poi qua ci troviamo in una situazione dove abbiamo anche un numero di part time abbastanza elevato, perché comunque è un lavoro femminile, perché ci sono determinati tipi di necessità, e questo è sicuramente un problema generale, ma che poi nello specifico viene coltivato continuamente dalle strutture e dai datori di lavoro. Dopo c'è una concorrenza sleale stessa che grava sulle strutture, ma una concorrenza sleale data da un sistema, e qui mi aggancio a un sistema di volontariato che invece sostituisce in parte il lavoro, e allora sì, perché la concorrenza sleale? Perché è una concorrenza sleale? Perché noi ci troviamo in certe situazioni, mi riferisco a certi istituti religiosi, dove all'interno noi non troviamo tutte quelle professionalità, o per meglio dire una parte di professionalità è garantito dal lavoro a tempo indeterminato. Quando c'è, in determinate situazioni abbiamo un volontariato di tipo religioso che si sostituisce direttamente al lavoro, e quindi nel servizio notturno ci troviamo un determinato tipo di personale che è volontariato e non ci troviamo direttamente quello che è personale dipendente, e la qualità del servizio qua la voglio vedere fino in fondo da questo punto di vista. Ci sono molte questioni, su queste questioni ci stanno giocando in tanti, ci sta giocando la Regione Veneto, ma ci stanno giocando i datori di lavoro. C'è un problema, lo dico in maniera molto schietta, per le dipendenti delle IPAB il Natale non esiste. Non esiste il 15 agosto, le 11 festività infrasettimanali sono state tolte per una famosa sentenza e per più sentenze, per un mero disguido di carattere contrattuale. Adesso si gioca sul non rinnovo dei contratti per risolvere questo problema, ma nel frattempo queste persone da anni, addirittura siamo arrivati da anni, non hanno il riconoscimento di queste festività come tutti i contratti in Italia riconoscono, e noi ci troviamo nella situazione a cui a queste lavoratrici non riconosciamo le festività, e addirittura siamo arrivati all'assurdo che l'associazione che le rappresenta per la maggior parte in Veneto, l'Uripa, ha dato disposizioni di andare a chiedere il pregresso, cioè 10 anni indietro, quindi domandare alle lavoratrici 5, 6, 7, 8 mila euro
indietro di soldi, cioè proprio chiedono materialmente i soldi, oppure recuperare quei giorni lavorativi, cioè recuperare il Natale che te l'ho riconosciuto come festa, oggi me lo devo recuperare e me lo devi lavorare, per cui arrivo a formulare orari di 180 ore settimanali. Siamo alla follia da questo punto di vista, e non è solo quindi un effetto di governo centrale, tagli lineari, il Brunetta per altri aspetti e altre questioni. Qua ci troviamo di fronte a un impoverimento di queste persone che lavorano all'interno della struttura e che con lo stipendio che guadagnano oggi, 1.200 euro, non si garantiscono nemmeno la possibilità di entrare in una casa di riposo, cioè guadagnano meno di quella che sarebbe la retta in questo caso, e la loro pensione, quando mi domando a 66 anni saranno ancora in grado di lavorare, cioè donne che a 55 anni hanno comunque problemi osteoarticolari perché sono prevalentemente vostri da questo punto di vista, perché biologicamente siete così costituite, e alla fine dovrebbero andare in pensione a 66 con una pensione che non gli garantisce quella casa di riposo, perché se non ha il figlio che l'aiuta. Fanno una sostituzione con la Fornero, provano a mandarci la Fornero. Io la Rugosa la vorrei proprio vedere a fare un lavoro di assistenza di questo tipo, a fare un lavoro dove comunque la famiglia non riesce neanche più a gestire un anziano, perché qua stiamo parlando di una non autosufficienza e sembra che l'immagine sia dell'anziano che viene spinto in carrozzina, ma quando parliamo di tutti gli altri anziani, che demenza senile, Alzheimer e tutte le altre situazioni, l'autosufficiente e il parziale, l'autosufficiente è sparito, il parziale non c'è più. Molti non se la possono permettere e le famiglie scoppiano a questo punto di vista. Allora, come oppure garantiamo... ci sono persone che vivono in condizioni indecenti, cioè, non trascuriamo questo, cioè, non pensiamo perché che maltrattare l'anziano sia mandarlo in queste strutture, perché questo è un po' un discorso diffuso. Ma io faccio il ragionamento al contrario, la interrompo io questa volta perché non mi sono preso spazio prima, me lo prendo adesso. Facciamo il ragionamento al contrario, ma che qualità di vita hanno i familiari con un Alzheimer in casa, con la demenza senile, con un autosufficiente che ha allattato 24 ore su 24 e che oggi, per una scelta di ridurre questo tipo di servizio, perché si sta riducendo materialmente, devono a un certo punto sacrificare se stessi, la loro vita, perché non riescono ad accedere a un servizio che dovrebbe essere garantito, perché in questo caso si parla di un diritto sanitario, riprendendo l'articolo 32 della Soprattutto di tasse pagate, perché i Costituzione. messaggi faranno chiaramente, eppure le tasse le paghiamo fino all'ultimo euro, e questo è sconcertante. Si deve dire qualcosa? Sì, aggiungo un paio di cose su degli assist che mi ha dato, perché dal mio punto di vista scontiamo anche nel Veneto, perché non in tutte le regioni è così, un sistema che alle volte è un po' costoso. La nostra offerta di servizi per anziani è caratterizzata dalle cosiddette IPAB, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Sono istituzioni che nel 1890, quando Crispi le pensò, furono assolutamente innovative, sono quelle che di fatto introdussero l'assistenza pubblica. Attenzione che, ho detto che la legge è del 1890, sono passati un po' di anni e forse è il caso di pensare di trasformarle, perché il trasformarle oggi e il disegno di legge è nel cassetto da tanti anni della Regione Veneto, permetterebbe di razionalizzare alcuni costi, non ultimo il costo del personale. Pensiamo che le IPAB ancora oggi, nel caso di maternità, il costo è intero carico della struttura. Proviamo a pensare questo, quanto influisce poi nella possibilità, se così non fosse, di liberare delle risorse e dedicarle ai servizi. Pensiamo che solo recentemente, nel dicembre, è stata introdotta un altro tipo di contabilità, cioè prima le IPAB avevano solo la contabilità di tipo finanziario, adesso hanno la cosiddetta contabilità economico-patrimoniale, fanno il conto economico assieme allo stato patrimoniale. Questo consente di avere dei nuovi meccanismi per verificare e controllare l'andamento dei costi. Quindi se un messaggio può essere lanciato, pensiamo che questa legge del 1890, la legge Crispi, che caratterizza la maggior parte dell'offerta, vero Damiano, delle nostre strutture, forse è il caso di spingere un po' per modificarla. Cosa dice, direttore? Rispondendo anche alle osservazioni fatte dubbio, proprio per la conoscenza della materia. Allora, anzitutto in Italia sono ancora 6 le regioni che non hanno fatto la legge di riforma, fra cui il Veneto. Però attenzione, la riforma che è stata fatta adesso dal Veneto, che riguarda solo la contabilità,
non è propriamente corretta dal punto di vista costituzionale, perché la normativa prevedeva che la riforma fosse fatta per intero. Cosa succederà il prossimo anno quando entrerà in vigore effettivamente l'applicazione della contabilità economico-patrimoniale? Che le IPAB, non essendo intervenuta la legge di riforma, devono fare 2 contabilità, ma si pensa? Quindi noi il prossimo anno lavoriamo per fare la finanziaria e in più dobbiamo fare l'economico-patrimoniale, perché la riforma di contabilità che ha introdotto il Veneto non ha cambiato l'intero impianto della norma. Non è assolutamente vero poi che da IPAB, diventando aziende pubbliche di servizi alle persone, cambino, perché il contratto rimane lo stesso. Alcune regioni, tipo la Toscana, hanno tolto l'IRAP. Il Veneto prevedeva in una finanziaria di 3 anni fa di tirar via un punto percentuale. Questo è un aspetto contrattuale che andrebbe affrontato, per quello che le dicevo prima, perché non c'è il coraggio di arrivare a un contratto unico. Io ho fatto una battuta, forse fare un contratto unico vorrebbe dire arrivare a tirar via tutta una serie di soggetti che partecipano alla contrattazione e potremmo avere che per il sindacato X, Y, Z partecipa un solo rappresentante o chi fosse, non 17 che si siedono attorno a un tavolo. E questo è un aspetto che andrebbe affrontato, il contratto unico del mondo dei servizi alla persona. Quindi via 17 contratti. E allora probabilmente, farlo sempre al ribasso, probabilmente avremo la possibilità di non vedere certe situazioni davvero infelici. Dopo l'altro aspetto che deve essere affrontato è la questione che riguarda gli oneri riflessi. Enti pubblici, tutti, hanno questo handicap di avere a proprio carico il costo che riguarda malattie e maternità. Ricordava giustamente prima che la maggior parte del personale è femminile, certo. E su questo occorre anche ricordare che purtroppo il titolo di studio non sta favorendo la mobilità sociale in termini di evoluzione del percorso culturale e formativo di una persona. Questi sono i dati della ricerca Istat uscita proprio in questi giorni, benessere e salute. E questo fattore andrebbe veramente affrontato, perché caso concreto, le dico molto concretamente in modo tale che il cittadino può anche avvertire, sì. IRAP, l'ente dove lavoro, spende 250.000 euro all'anno, perché paga l'8,5% di imposizione sulle spese del personale. Il pubblico, colmo di colmi, il privato commerciale spende il 4,25%. Il privato sociale, sia esso una fondazione o altro, arriva al 3,70, 3,80, massimo 3,90, ma ci rendiamo conto? Se quei soldi fossero tirati via come onere, che per noi è improprio, sarebbe un costo che sicuramente potrebbe contribuire alla riduzione delle rette, oppure a investimenti per la messa a norma, perché ci sono realtà... Certo, però è deciso con legge... No, basterebbe che facesse la Regione. In questo caso la Regione. Abbiamo fatto i conti come associazione... Quindi basta l'intervento della Regione. La Regione in questo caso sono 21 milioni di euro. Allora, 21 milioni di euro in primo impatto sono molti, ma non è detto che devono essere 21, potrebbero essere tranquillamente qualcosa in meno. Però effettivamente si possono fare come riduzione per ridurre i costi impropri. Così pure l'altro aspetto che potrebbe essere affrontato, e il colmo dei colmi è questo. Costi impropri cosa sono? Facciamo un esempio. Insomma, scusi, dal momento in cui noi avessimo tutta una serie di situazioni giustamente garantite dalla Costituzione, come la maternità e il diritto a crearsi, sono costi che ricadono sull'ente. Allora, se ci fosse una ricaduta diversa per quanto riguarda la sostenibilità degli oneri, probabilmente avremmo anche una possibilità diversa di intervenire. Io dico sempre che quello che si può risparmiare da una spesa impropria può essere destinato o al contenimento delle rette e quindi ridurre quello che è il costo a carico delle famiglie, oppure consentire agli enti, obbligandoli, di mettersi a norma laddove devono raggiungere il presupposto dell'accreditamento, perché la Regione Veneto ha fatto sì questa legge sull'accreditamento, ma non so quali e quanti siano gli enti che effettivamente hanno raggiunto questo tipo di traguardo che di per sé è obbligatorio. E l'ultima cosa, mi sia proprio consentito, non richiamando un personaggio che usa questa parola spesso, il fatto di non confondere i ruoli. Giustamente le professionalità vanno riconosciute, ma attenzione, non troviamo dei palliativi perché chi può garantire un servizio va effettivamente poi a svolgerlo.
La tesi della banca della donazione è nata da qualche docente dell'Università Cattolica di Milano, no? Perché adesso ci si sta riempiendo la bocca della banca della donazione. Attenzione, chi è il professionista che deve svolgere quel lavoro è quello che è la figura che viene richiesta, non può essere un altro. Allora, un conto che io magari faccia fare le pulizie a personale comunque competente, ma le pulizie, ma non posso pensare che quello che è il core business cosiddetto del socio-assistenziale e socio-sanitario sia svolto da altri soggetti, se non in maniera molto dedicata e controllata. E anche qui dobbiamo avere il coraggio di andare a vedere. Io non capisco, appunto perché giro l'Italia, perché ci sono regioni dove a un certo punto il mondo della cooperazione è prevalente al 95% e in altri contesti no. Allora anche su questo io non sto discutendo che non sia di valore anche il mondo della cooperazione, però è valore nella misura in cui ci sono rispettate le stesse condizioni. No, ma questo infatti bisogna darlo per presupposto, ma bisogna vedere se è fattibile questo lo chiederò anche a lei. Andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo con voi. Allora, ritorniamo, c'era appunto tra i vari messaggi che sono arrivati, era uno che parlava appunto del ruolo delle OSS, vuole affrontarlo? Volentieri perché l'operatore sociosanitario, detto comunemente OSS, è la figura centrale, direi, nei servizi all'anziano come in generale anche nelle disabilità. L'operatore sociosanitario è colui che più sta a contatto con l'ospite, con l'anziano. Ha un percorso professionale a cosiddetta qualifica, sono dei corsi previsti dalla Regione Veneto, non in tutta Italia abbiamo ancora definito la figura degli operatori sociosanitari, nel Veneto così è, hanno un percorso di 1000 ore e si qualificano, sono una figura che tra l'infermiere e l'operatore semplice. Mi spiego meglio, l'operatore sociosanitario è colui che dà da mangiare all'assistito, colui che lo cura, lo cambia, cioè è la persona che più ha la consapevolezza dei bisogni dell'anziano e infatti io dico sempre che l'operatore sociosanitario è colui che più può relazionarsi con i direttori e dire guarda che i nostri anziani hanno bisogno di questo, quindi sono figure che in questo momento diventano determinanti anche per la qualità, determinanti nel rapporto con i familiari. Ma lo fanno di fatto o è una cosa solo nella teoria? Io lo vedo fare, io proprio lo vedo fare, sono figure che dico sempre hanno una professionalità che è un mix tra studio e vocazione, perché per assistere e per curare le persone ci vuole un minimo di vocazione, e l'operatore sociosanitario è una persona che lavora a contatto, pensiamo con la malattia, col disagio, quindi il famoso rischio burnout che significa bruciarsi fuori. Cosa significa? La persona che quotidianamente è a contatto con la malattia e con la morte talvolta si brucia, cioè il rischio professionale più frequente è proprio quello del burnout ed è un rischio che le strutture conoscono bene e che prevengono attraverso precisi percorsi formativi nella standard e nella norma. Di interloquire su questo aspetto perché è certamente come viene descritto, però appunto la domanda vera è più che è davvero così o è la teoria, sono messe in condizione di fare questa cosa queste persone, perché appunto in Regione Veneto, una regione comunque all'avanguardia, ma abbiamo un sistema che determina i cosiddetti dotazioni organiche, cioè quante persone per quanti ospiti, stabilito ancora da una legge, la legge 22 del 1989. Allora, il 1989 è un anno importante e lontano nella nostra memoria, ma per l'aspetto che stiamo trattando racconta un mondo che era diverso, cioè la condizione del bisogno anziano dentro le strutture nel 1989 era diversa dalla condizione del bisogno degli anziani dentro una struttura nel 2013. E però sta di fatto che adesso le regole, quindi quante persone stanno in carico a ciascun OSS, sono ancora determinate da quel criterio e questo ha scaricato su chi governa le strutture la responsabilità di fare delle modifiche, sapendo che ogni modifica che va incontro ai bisogni e quindi aumenta le persone che possono prendersi cura di questi ospiti con tutti questi aspetti relazionali che sono fondamentali, condivido, però diventano un elemento di costo.
E allora il costo non me lo copre la Regione, abbiamo capito, è cosciente di non riuscire a coprire la quota sanitaria, me lo faccio coprire dalle famiglie, ma purtroppo le famiglie non hanno il reddito sufficiente e quindi entro in un gioco dove alla fine, più che dare giusto riconoscimento a questa funzione, cerco di contenerne il costo, e quindi probabilmente anche il messaggio che ci è arrivato, le OSS sono un costo, o costano, io direi costano poco rispetto a quello che fanno, ma secondo altri approcci costano comunque troppo rispetto a quello che ci si può permettere. Allora è qui che come sindacato pensionati, proprio perché cerchiamo di tutelare anche le persone che si trovano in una condizione di bisogno e quindi più fragili, a volte anche più sole, cerchiamo appunto di non entrare in questa contrapposizione. Anche con i colleghi che tutelano i lavoratori, no? Molte volte veniamo messi di fronte alla sfida, ma allora volete meno rette o più retribuzione o più lavoratori? Perché le due cose sono in antitesi, sono incompatibili. Ecco, noi crediamo che invece ci sia una compatibilità, che vada cercata una compatibilità con forza, certo chiamando alla sua responsabilità la Regione per quelle che sono le cose che competono alla Regione, ma poi lavorando appunto non a togliere ma ad aggiungere. Quindi se il costo di un posto letto in una struttura, in una casa di riposo, è nei termini in cui ci raccontava il direttore prima, 100, 110, 120 euro al giorno, noi dobbiamo trovare un sistema di finanziamento che vada oltre, che aumenti le fonti che oggi sono i 49 euro della Regione e i 50 euro della famiglia. Cioè dobbiamo creare un sistema di servizi che vadano a rispondere ai molti bisogni che stanno anche fuori dalla struttura, quindi che stanno anche nella vita di un anziano che sta nella sua casa, ma che può accedere per il pasto dentro alla struttura, che può accedere per un centro diurno dentro la struttura, che può fare delle attività che magari all'inizio sono di volontariato ma che poi diventano, come dire, partecipazione a servizi fatti dalla struttura. Cioè vogliamo smontare questa idea che uno arriva lì solo quando veramente non può più stare a casa e quindi quando porta con sé un carico di cura che ha un costo che mette a dura prova la tenuta dei conti. È fattibile realizzare questo, direttore? Cioè realisticamente, allora io anche alla luce credo che sempre per usare le parole in maniera appropriata bisogna che le nostre realtà, i nostri contesti, che lei preferisce chiamare case di riposo perché ci sia questo linguaggio che è maggiormente comprensibile, e che la Regione Veneto chiama centri di servizio, forse è il termine... perché poi in Friuli hanno un nome, sì, ma forse in Emilia un altro, è proprio il termine più appropriato questo. Al di là del fatto che non sia stata effettuata la legge di riforma, però il Veneto ha avuto il vantaggio di chiamarci centri di servizio, intendendo con questo termine la possibilità di poter giostrare a 360 gradi. Che però non viene fatta attualmente. No, diciamo la verità, non è fatto abbastanza, non è fatto in maniera adeguata. Io non vorrei essere... Ma cos'è il limite? Ma è la volontà politica e la volontà di avere capacità iniziativa e creativa dei centri di servizio. Ma quindi magari... Ma il caso concreto, io non vorrei essere autoreferenziale, ma noi dal 1997 che abbiamo la convenzione con il Comune per la gestione dei servizi domiciliari che consentono anche il trasporto, anche la fornitura di pasti. Dal 2006, marzo 2006, stiamo gestendo un hospice per malati terminali per conto dell'azienda US 18. Dal 2011 stiamo gestendo l'assistenza domiciliare oncologica per l'intera azienda US 18. Ora è chiaro che questo diventa un modo concreto per operare a 360 gradi e diventare a tutti gli effetti centro di servizi, ma molte altre sono le opportunità. C'è chi magari si è impegnato direttamente con disabili, chi in effetti lo ha fatto in altri contesti. Noi abbiamo attivato, seppur in maniera molto parziale rispetto a quello che sarebbero le potenzialità, anche un servizio di domotica non ancora entrato a regime, devo essere altrettanto onesto, per tutti quegli anziani che abitano in quei mini alloggi che sono stati realizzati nell'ambito del Comune, si chiama il progetto Anziani degli anni 2000, e questo offre l'opportunità di essere presenti e di fare rete e di fare alleanze. Questo è importante per noi, fare alleanze. Per quale motivo? Perché in questa maniera, nell'offrire al cittadino risposte e opportunità di servizio che non è detto che siano economiche, diciamo altrettanto chiaramente, non è detto che questi servizi siano economici, però è altrettanto vero che
raggiunto il cosiddetto criterio del pareggio dei costi o quantomeno della sostenibilità, questo aiuta molto nel fare rete, fare alleanze e fare anche marketing aziendale. Non bisogna dimenticare questo. Noi in questo momento, di fronte a un rischio di liste di attesa che possono ridursi, abbiamo necessità di farci conoscere e far sapere alle persone, al cittadino, che tipo di servizio viene svolto nei nostri contesti. Ecco che allora le opportunità si allargano, perché il sollievo che ricordava prima lei in funzione di quello che può essere la risposta per la notte, ma può essere fatto in altri ambiti. Il fattore demenza che sta aumentando, qui credo che tutti lo sappiamo, tutti lo avvertiamo, ma proprio questo, la ricerca ISTA dice che la demenza senile sta aumentando in maniera davvero fuorviante per certi aspetti. Credo che sia uno dei fattori nei quali ci dovremmo specializzare, dimostrando al cittadino, alle famiglie, che il tipo di risposta che diamo è conveniente, non solo perché dà qualità in termini di possibilità alla persona di essere seguita per quello che è il tempo che le resta, ma anche perché le famiglie sono veramente sostenute. Ha detto bene prima, quando ricordava come è possibile dare un servizio a un cittadino che è demente o ha l'Alzheimer ed è costretto a rimanere chiuso No, ma io non metto in discussione questo, ecco. E io credo che in questo momento, leggendo tanti messaggi ma sentendo anche le persone, sia secondario per le persone entrare e mettere il naso come realmente funziona una casa di riposo, perché io vedo che anche i commenti, tutti sono consapevoli qui della qualità, il problema sono i costi. Perché tutto quello che dice ma quanto costa, ma chi ce la fa a sostenere, perché chi ha soldi, a parte che dico fa la scelta, si sceglie proprio con la cartina geografica la casa di riposo che preferisce e non ha problemi. Il problema sono tutta la massa di gente che non può accedere a queste strutture, non viene messa in discussione la qualità di un servizio, e questa è un po' la cosa che io vedo. In passato, perché è capitato qualche anno fa che noi abbiamo affrontato nuovamente questo tema, sempre tra l'altro con il sindacato dello SPI, e io ricordo che gli interventi delle persone erano molto sulla qualità, cioè si lamentava una cosa anziché un'altra, si entrava veramente a cavillare nel merito della qualità del servizio offerto, in modo magari consapevole, eccetera. Adesso invece si è capovolto completamente la questione, nessuno va a sindacare quello che viene dato o meno, questo per carità è anche positivo, vuol dire che c'è stato un miglioramento, indubbiamente. Il problema è che non si riesce a fruire più di questi servizi. Ed questa è una cosa che secondo me deve far profondamente riflettere, perché quando, io l'ho detto un po', non so se l'ho detto in presentazione all'inizio, però dati alla mano, le persone tirano via l'anziano da queste strutture, anche se in condizioni veramente pazzesche, o magari alcuni lo portano in Croazia, per carità, in Germania li portano nell'est, però qua sta succedendo questo. Deve far riflettere profondamente, perché giustamente certi messaggi dicono non esisteranno neanche più le case di riposo un domani, perché? Perché non si possono mantenere. Questo bisogna vedere come si può cercare di rendere questi ma io le ho detto prima, veramente ma le ho detto prima, per esempio l'aspetto fiscale per quanto riguarda l'ambito nostro. Cioè deve intervenire la regione in modo la regione deve avere il coraggio di prendere in mano quella legge 30, che ricordava prima Spano, perché effettivamente deve essere resa agibile in termini di sostanza, per cui effettivamente il fondo va destinato a questo tipo di necessità. Bisogna avere il coraggio di spostare. Allora, se c'è stata responsabilizzare chi ha la se c'è stata una protesta della cosiddetta società civile che ci ha dato un campanello d'allarme molto forte, a queste elezioni, del fatto che esca o meno il governo, io non voglio entrare nel merito di questo. Io credo però che questo campanello d'allarme dovrebbe metterci tutti i soggetti a secondo dei ruoli e delle responsabilità che abbiamo nella condizione di agire davvero per il bene comune. E allora evidentemente se bisogna ridurre i posti letto ospedalieri che sono inutili e quindi i costi della sanità, queste risorse non vanno ridotte in quanto tagliate lì, vanno riconvertite e portate dall'altra parte, e allora sì diamo sostegno ai cittadini in maniera dignitosa. Questo deve essere fatto. Lo si farà perché magari si fanno le battaglie in sede elettorale, lo si farà perché si fanno le battaglie in termini di protesta, perché il sindacato dei pensionati ha fatto molto anche a livello veneto, perché io credo che la legge sulla non autosufficienza a livello regionale sia stata conquistata, è stata una grossa conquista del sindacato dei pensionati, altrettanto bisogna fare su questo fronte. Si troverà ascolto? Non lo so, però io credo che alla fine il cittadino, laddove non viene messo nella condizione di poter agire ai servizi,
prenderà le sue decisioni quando sarà poi ora. Assolutamente. C'erano vari messaggi che sono arrivati, dopo li leggiamo insieme. Adesso do la parola rapidamente a lei, andiamo alla pubblicità. Parlavano dei costi della dirigenza, delle case di riposo, quanto vanno ad incidere, e un altro discorso delle cooperative sociali che danno invece certezza di costi rispetto agli enti pubblici che hanno costi variabili più alti. Anche questo dobbiamo rispondere. Prima passo la parola a Incisa. Sempre sul tema dei costi, leggevo proprio una ricerca, la ricerca Sbocconi, che mi è capitata fra gli occhi ieri. Teniamo presente che lo Stato sociale in Italia, che si dice tanto che sia effettivamente molto costoso, è comunque meno costoso in proporzione di Germania, Gran Bretagna e Francia. Quindi, come diceva Mantovani, effettivamente proviamo a pensare allora a come viene ripartita la spesa nello Stato sociale, e evidentemente c'è la necessità di ripensare a quella ripartizione di spesa. Oppure, come alcuni suggeriscono, a questo punto tassiamo di meno i cittadini, si fanno un'assicurazione privata, possono permettersi un domani di andare anche in una casa di riposo, però pagano meno tasse. Perché questi sono i grandi dilemmi. Perché veramente essere dilapidati dalle tasse in un modo o nell'altro e poi non poter neanche fruire di queste strutture ma doversele ripagare è veramente paradossale. Rispondiamo anche agli altri messaggi, pubblicità, poi torniamo insieme. In più. Allora, questione risponde a lei, la dirigenza, i costi della dirigenza, il messaggio che è arrivato. In effetti, se uno dovesse anche fare un'analisi di primo acchito, potrebbe anche magari rimanere sorpreso. Viceversa, io credo proprio, richiamando effettivamente quanto lo stesso Rodotà sta dicendo in questo testo che ho richiamato prima, il diritto di avere diritti, noi dovremmo effettivamente parlare di meriti e bisogni. No? È stato questo un vecchio slogan che qualcuno ha usato nel passato, ma che secondo me ha tuttora valore, e opportunità. E allora io credo che abbiamo bisogno, e lo dico come presidente nazionale dell'Associazione dei Manager del Sociale, che raccoglie gran parte di direttori e dirigenti del mondo del servizio alla persona e dei centri di servizio, abbiamo bisogno di buoni manager, di bravi dirigenti che nell'assommare competenza e professionalità lo facciano con etica professionale. E allora io credo che non ci si debba scandalizzare se c'è la giusta retribuzione anche in termini relativi e riguardanti la responsabilità. Se no non ne vale la pena. Perché punto, cioè, rispetto a questo io non sono scandalizzato di chi può prendere più di me, sono preoccupato se chi prende più di me lo fa in maniera equa, lo fa in maniera giusta, lo fa in maniera etica e soprattutto lo fa rispondendo di quello che è il suo ruolo. E io credo che un buon manager sia quello che nel rispondere del suo ruolo dà conto e rende conto e soprattutto deve garantire il buon funzionamento dei servizi. È chiaro che i servizi funzionano perché c'è chi in primis ci lavora, lo ricordava lei prima, l'operatore sociosanitario è fondamentale, è quello che direttamente si rapporta, però non dimentichiamo un altro aspetto, che i nostri servizi funzionano nella misura in cui anche c'è l'equilibrio dei conti. Perché se allora il cittadino fatica ad accedere perché c'è un problema di accessibilità e quindi di sostenibilità, non dobbiamo dimenticare che i nostri conti devono essere in pareggio, ma non tanto perché lo richiede la norma, ma perché è un obbligo etico, perché se noi alla fine dobbiamo rendere conto al cittadino di come abbiamo speso i soldi, dobbiamo farlo in maniera tale che possa vedere le varie voci e capire effettivamente come sono stati utilizzati. Allora io non mi scandalizzo se un manager, se un dirigente viene pagato il giusto, mi scandalizzerei se questo non fosse e soprattutto se il suo fosse un abuso di ruolo e non fosse nella condizione di garantire la governabilità del sistema rispetto alle risorse che gli sono attribuite. Il manager risponde delle risorse umane, risorse finanziarie, risorse strutturali e allora per questo si deve dare conto, ma lo deve fare nella giusta maniera, senza abusare del suo ruolo e lo deve fare altrettanto con quell'etica professionale che dovrebbe contraddistinguerlo sempre. Ed è questo lo spirito e lo scopo con il quale la nostra associazione si sta muovendo da anni sul campo nazionale, perché effettivamente possiamo disporre di buoni manager. Quindi noi non entriamo tanto in un ambito di tipo corporativo o quanto piuttosto sindacale, non ci appartiene questo. No, ma siamo in un periodo un po' particolare secondo me, per cui io capisco benissimo la domanda, perché in questo momento tutto viene messo in discussione.
colpe che chi ce le ha non se le vuole riconoscere, perché ormai chi ha determinate posizioni le mantiene, fa di tutto per mantenerle, e la situazione politica è una risposta a quel voler mantenere le posizioni acquisite, e mette in discussione chi magari giustamente, lecitamente prende un certo stipendio che è congruo, che sia più alto di chi fa un altro tipo di mansione, perché le responsabilità, anche responsabilità penali, teniamo conto di questo, che si trascurano, però l'aspetto penale è rilevantissimo. Guardi, solo per dire, noi finisce in galera abbiamo un compito responsabile, entro il attenzione. 31 marzo, gli enti pubblici devono adottare il piano anticorruzione e la persona demandata per questo tipo di responsabilità è il direttore, nel nostro caso. Nell'ente dove lavoro è stato già fatto, io non mi tiro indietro rispetto alle responsabilità, le voglio esercitare perché è un mio compito ed è altrettanto importante, lo ricordo sempre quando qualcuno mi chiede conto, che io, essendo a maggior ragione un dipendente pubblico, devo agire e comportarmi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97 della Costituzione, certo, che mi richiede trasparenza, imparzialità. Ma questo e buon è chiarissimo, è comportamento. che adesso la gente non ne può più, siamo arrivati al punto in cui si mette Ma in discussione e la gente dovrebbe essere in grado tutto. di distinguere, Lo so, giustamente. ma si No, qui distingue. c'è un problema, interrompo io, c'è Sì. un problema perché all'interno di una stessa struttura, di uno stesso luogo di lavoro non possiamo avere contratti diversi, non possiamo avere un contratto della dirigenza, un contratto per gli operatori, gli infermieri, un contratto per chi mi fa le pulizie o il contratto per chi fa qualcos'altro mediante l'esternalizzazione. Qui bisogna avere una visione complessiva della situazione. Non posso trovarmi in un momento storico in cui, quando si parla di rette, alla fine per abbassare queste o mantenerle stabili o non aumentarle, dipende da che punto di vista le guardiamo, io sono di fronte a una diminuzione della retribuzione di fatto, la retribuzione netta degli operatori sociosanitari, degli infermieri e di altre situazioni, mentre altre situazioni restano inalterate. Il contratto nel pubblico è bloccato per tutti, guardi, non è così, lei lo sa perfettamente e abbiamo avuto modo di scontrarci molte volte su questa cosa, come non può essere che in un contratto della dirigenza alla fine una parte cospicua dello stipendio sia decisa alla fine con una valutazione di un consiglio di amministrazione. Secondo me questo è inconcepibile da questo punto di vista, e non stiamo parlando di cifre di 10.000 euro lordi all'anno, stiamo parlando di cifre più consistenti. Se questo è il momento storico in cui i cittadini e gli utenti chiedono una razionalizzazione sarebbe un po' dei poco costi, 10.000 euro lordi, mi piace. non sto parlando di 10.000 euro, sto parlando di cifre più elevate e anche molto più elevate. Quando si chiede che questo sacrificio nelle rette poi sia anche, tra parentesi, compensato o sia fatto anche da altri soggetti che in questo mondo lavorano, e poi guardiamo tutto quanto il mondo, allora io non concepisco una cosa, che sempre agli ultimi si chiedono i sacrifici e chi sta sopra alla fine resta in una situazione inalterata, anzi che faccia fare i sacrifici agli altri. Non esiste dal mio punto di vista una cosa di questo tipo. Esiste sicuramente un equilibrio che bisogna raggiungere. Il primo equilibrio è che all'interno di un luogo di lavoro tutti coloro che ci lavorano partono dallo stesso contratto di lavoro, e se l'idea sia quella di fare un contratto unico del settore, a me va anche bene, prendiamo un riferimento e da lì partiamo e iniziamo a lavorare e ragioniamo quindi di costi del lavoro. Chiedo scusa, dall'altro punto di vista, finisco una cosa, avete ragione nel momento in cui è inconcepibile che la Regione Veneto faccia pagare alle IPAB, perché la maggior parte del servizio è fatto dalle IPAB, una tassazione maggiore rispetto al privato che invece fa lo stesso identico mestiere. Questo secondo me è inconcepibile e stiamo parlando di milioni di euro. Chiarissimo, il concetto è chiarissimo. Abbiamo pochi minuti alla chiusura, prego. Cosa No, risponde io volevo dire, a lui, risponde non a me, non lo dica a me. E purtroppo qui non vorrei che si equivocasse. I contratti vanno applicati e rispettati per come sono sottoscritti. C'è il contratto che riguarda determinate figure, c'è un contratto che riguarda altre figure e sono fatti sempre in campo nazionale. Quindi su questo dobbiamo essere altrettanto chiari. I contratti del pubblico impiego sono bloccati per tutti dal 2010 e purtroppo lo saranno fino al 2015, quindi non ci sono condizioni diverse rispetto a quello che può essere un blocco. C'è casomai una condizione diversa rispetto alla tipologia contrattuale che risponde a criteri diversi. E lo dico qui molto chiaramente, nessuno toglie valore alla dignità del lavoro di ciascuno, perché la dignità del lavoro di ciascuno va riconosciuta professionalmente, però è altrettanto evidente che ci sono diversità
di responsabilità, e rispetto a questo occorre effettivamente che ci sia un riconoscimento equo. Non dico assolutamente sproporzionato. Qualcuno mi chiedeva in questi Dicono giorni... un abisso alcuni messaggi che sono arrivati. È sproporzionato in questo momento storico. In questo momento storico è sproporzionato, perché io non posso pensare che un operatore sociosanitario che passa la sua vita lì dentro e l'ospite gli domanda se il figlio è stato promosso all'esame della patente di guida, cioè quante ore, quanto tempo sta con quell'ospite, quell'operatore sociosanitario, quell'infermiere, porta a casa 1.100 euro, 1.200 euro netti al mese e mi trovo di fronte a stipendi che superano i 4.000 netti. Sto parlando del netto, per rendere proprio l'idea. Allora è per questo che io dico, soprattutto in questo momento storico, è necessario fare uno sforzo concreto, ma anche di trasparenza nei confronti di chi le rette le paga, di tutti i cittadini, e dire ok, all'interno di un unico serbatoio, che è un unico contratto, tutti coloro che lavorano in quella struttura sono all'interno di quel contratto, con costi certi e senza nulla da ridire. Io adesso non entro nel merito specifico dei... No, le faccio solo una battuta velocissima. Sì. C'è un'azienda che trova chi inventa la macchina che produce l'oro, e effettivamente questa azienda fa molta attività, molto guadagno. Improvvisamente si rompe la macchina e chiamano chi ha contribuito all'elaborazione di questa macchina, e a un certo punto la aggiusta e riprende a fare, diciamo, quello che è il prodotto importante per questa azienda. Quando i titolari dell'azienda chiedono a chi ha sistemato la macchina cosa ti dobbiamo, dice: mi date $1 per quello che riguarda la vite che ho dovuto impiegare per sistemare la macchina, mi date molto di più per quello che è stato l'impegno che io ho dovuto dedicare in termini di capacità di ricerca, di studio e di innovazione. Allora io credo che se su questo, proprio perché parliamo di opportunità, di meriti e di bisogno, non siamo in grado di fare la giusta considerazione, credo proprio che non ci siamo. L'errore che è stato compiuto in questi anni, e lo ripeto, è quello che l'appiattimento per fare egualitarismo significa rispondere ai bisogni. Viceversa, io credo che laddove vengono riconosciute le responsabilità, a queste persone a cui viene richiesta la responsabilità va chiesto di rendere conto, e questo rendere conto deve essere fatto fino in fondo, non solo per chi lavora nell'azienda, ma per i cittadini che devono sapere come i loro soldi vengono spesi. Questo assolutamente, comunque le sperequazioni... Questo sarebbe un bel film, ma non è successo questo. Va bene, non possiamo discuterne più perché lo faremo in un altro contesto, perché siamo arrivati al termine. Una battuta di chiusura a lei e naturalmente poi la chiosa finale a Pierangelo, perché il discorso poi richiederebbe naturalmente tempo. Dico che assistere gli anziani in generale, fare servizi, erogare servizi tipo sociosanitario è sempre più difficile, quindi questo lo dobbiamo tenere in considerazione per tutte le cose che abbiamo detto, tanto per valorizzare chi ci lavora a tutti i livelli, quanto per capire sempre meglio e sempre di più i bisogni degli anziani. È un mestiere che per la scarsità di risorse e per le questioni e per i bisogni che portano gli anziani è sempre più difficile. Si può fare comunque. Si può fare comunque. Sì, la sensazione appunto che ci sia molto da fare e che forse a mancare sia la volontà è una sensazione che quando si fanno dibattiti come quello di questa sera ti resta dentro, perché appunto in un'epoca in cui i posti di lavoro si perdono e si fa fatica a ricostruirli, pensare che ci sia questo spazio così grande da colmare con dei posti di lavoro che in fondo non sarebbero delocalizzabili, sarebbero qui e sarebbero anche stabili, è una cosa che ci impressiona sempre, che la CGIL ha provato anche a dire nella sua proposta con il piano del lavoro, che prevede appunto di mettere dei soldi, 20 miliardi di euro all'anno per 5 anni per creare posti di lavoro, buona occupazione nel welfare, che vuol dire appunto le case di riposo, gli ospedali, la sanità, la cura, e però purtroppo serve quella scintilla che inizi e che metta tutti in una condizione in cui quello diventi un posto di lavoro possibile, anche in un qualche modo desiderabile. Invece siamo ancora in quella lotteria in cui chi può cerca da un'altra parte, e l'immagine sociale non è certo quella che valorizza il significato e il contenuto di questo lavoro, ma che tende più a declassarlo come una specie di
secondo lavoro come dire, non proprio gradito. Allora noi su questo invece abbiamo bisogno di fare un salto di qualità, perché appunto la risposta a quel diritto alla salute e a quei bisogni degli anziani passa da queste decisioni, da questa capacità di costruire un sistema che sia economicamente sostenibile, e abbiamo capito che non è facile, ma che soprattutto una volta che ha una sostenibilità economica abbia anche un contenuto, perché altrimenti se la riduciamo solo a un discorso ragionieristico, ahimè perdiamo il cuore della vicenda, perdiamo il contenuto, e invece se oggi abbiamo in mano un sistema di welfare è perché in tempo passato qualcuno ha pensato anche al contenuto, quando c'erano le scuole per infermiere, quando c'era un percorso che valorizzava questa funzione. Allora noi appunto tuteliamo gli aspetti di chi in un'età anziana si trova in una condizione di fragilità, lo facciamo in tanti modi. Uno dei messaggi chiedeva anche uno dei cruci dei pensionati di questi giorni, il CUD. Stavo proprio per chiederlo, per non dimenticarlo. Il CUD non arriva più a casa, ditelo. In base a una legge dello Stato non lo consegnerà più, serve per la dichiarazione dei redditi, si può riceverlo chiedendolo in posta a pagamento, ma se venite nelle sedi del sindacato siamo in condizione, per i nostri iscritti immediatamente e per chi non è iscritto attraverso una procedura molto semplice, di andare a fare questo servizio gratuitamente. Quindi di fatto cerchiamo di venire incontro a tutte le esigenze. Comunque il problema è che non arriva a casa, saperlo questo. Questo è un punto di partenza che deve essere chiaro a tutti. Ecco. Serve averlo e non viene più mandato a casa, quindi l'INPS dice che lo si può ottenere andando direttamente sul sito dell'INPS, ma per chi non è in condizione da solo di fare questo accesso informatico, ripeto, ci sono le sedi del sindacato a disposizione in maniera gratuita per dare questo servizio. Ecco, questo è un servizio molto concreto, quello di cui abbiamo parlato questa sera è a sua volta un servizio molto concreto, ma che passa per logiche appunto un po' più complesse e nelle quali noi abbiamo però voglia di C'era un messaggio in spenderci. chiusura che diceva i datori di lavoro di tutti sono in fin dei conti gli anziani in questo caso. Questa è la sacrosanta verità. Ed è assolutamente sacrosanta verità, è che se questi datori di lavoro non hanno di che pagare, qui noi parliamo del nulla e questo diventa un altro problema, per cui il discorso della rivalutazione delle pensioni e del fondo non autosufficienza sono altri due cardini importantissimi di cui bisognerà comunque parlare, perché altrimenti non se ne viene fuori e non si può pagare niente a nessuno, perché la Regione prevede altri tagli. Grazie ai nostri ospiti di essere stati qui con noi, grazie a voi di aver partecipato, di averci seguito. Noi come sempre affronteremo ancora questi capitoli di volta in volta perché c'è ancora molto da dire, tanto domani ci vediamo come sempre alle 12:40. Buonanotte.